Abbiamo con noi il sindaco di Raffadale Silvio Cuffaro che ci spiega, ci dice com'è andata questa operazione Raffadale per l'Ucraina. Guarda, io vorrei ringraziare i cittadini di Raffadale, non so se io merito di amministrare cittadini che hanno questo grande senso di solidarietà, questo grande senso di responsabilità. In meno di 3 giorni abbiamo raccolto tanti di quei prodotti sia alimentari di facile consumo che anche medicinali cui io non me lo immaginavo. 22 pallet che domani partiranno, domani di buon mattino già per la Polonia. Abbiamo già i destinatari che sono i volontari che stanno lavorando negli ospedali di Kiev e negli altri ospedali delle città ucraine, che aspettano queste medicine, questi prodotti per utilizzarli subito. Abbiamo avuto la fortuna di avere un camion proprio che domani vengono qui a Raffadale a scaricare alcuni prodotti e alcuni infissi che proprio arrivano dalla Polonia, e anche loro con grande senso di responsabilità, e devo pure loro ringraziare, a titolo gratuito porteranno questi prodotti che abbiamo raccolto direttamente a destinazione. Diciamo che siamo stati fortunati, il buon Dio ci ha voluto aiutare in questa impresa e io sono felicissimo di poter aiutare, io e tutti i cittadini raffadali, e di aver fatto questa favolosa raccolta. Guardate che in 3 giorni siamo riusciti a fare un'impresa che io, quando mi sono messo a organizzare, non pensavo di riuscirci. Volevo chiedere dal punto di vista logistico come è organizzata questa spedizione. C'è un punto di riferimento lì in Polonia e siamo sicuri, a volte non è avvenuto questo, che quanto raccolto andrà certamente a chi ne ha bisogno. Noi abbiamo registrato la tracciabilità di tutti i prodotti che sono stati consegnati ieri, stiamo registrando i pallet così come sono stati confezionati. Domani registreremo pure quando saliranno sul mezzo di trasporto e saranno pure registrati quando arriveranno a destinazione in una piattaforma ai confini tra la Polonia e l'Ucraina, e avremo anche la firma di tutti i volontari, medici, infermieri e volontari che li prenderanno per portarli direttamente negli ospedali ucraini. Quindi tutto verrà tracciato, perché è giusto che le persone abbiano la certezza che i prodotti che hanno donato agli ucraini arrivano a destinazione. Raffadale quindi si è dimostrata estremamente solidale da questo punto di vista. Il Comune ha anche fatto una proposta ai cittadini per ospitare dei profughi ucraini. Da domani in poi lavoreremo per avere qualche famiglia ucraina qui nel nostro territorio. Ho già avuto la disponibilità di diverse famiglie pronte ad ospitarle, diverse famiglie hanno messo a disposizione le loro seconde case, in modo tale da dare la possibilità e fare anche la nostra parte, così come stanno facendo molti altri comuni, perché è giusto andare incontro e aiutare questa comunità che sta avendo un grande momento di difficoltà.